Venezia è tra le province italiane con il più alto numero di reati. La classifica del Sole 24 Ore la posiziona al 9° posto, scalzando città come Napoli e Palermo. La Guardia di Finanza ha sequestrato per il reato di contrabbando un SUV di lusso immatricolato in Ucraina e importato in Italia evadendo diritti di confine per circa 40.000 euro. La morte del gatto Bean, il sindaco Mauro Armelao annuncia al comune pronto a costituirsi parte civile a Chioggia, dice non c'è spazio per la violenza. Paura sul passante di Mestre, direzione Trieste, il rimorchio di un tir va a fuoco ma il conducente riesce a staccarlo in tempo, nessun ferito. Oltre 10.000 euro al comune di Martellago da parte del Ministero dell'Interno come risarcimento per le minacce di morte al primo cittadino Andrea Saccarola in merito al taglio di alcuni alberi. Biennale e Festival del Cinema devono produrre cultura e generare posti di lavoro qualificati. Per la CGIL di Venezia il dibattito sullo spostamento di venti in terraferma è un falso problema. Un vaporetto trasformato in una vera e propria galleria galleggiante dove ogni pezzo è accuratamente selezionato e testimonia l'evoluzione di una tradizione millenaria. A Venezia arriva il Glass Bateo. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E ora passiamo invece alle notizie del telegiornale. In apertura, la classifica del Sole 24 Ore. Venezia è tra le province italiane con il più alto numero di reati. Questo appunto la classifica che il Sole 24 Ore elabora dai dati del Viminale e posiziona appunto la città metropolitana al 9° posto, scalzando province come Napoli e Palermo. 4.825 denunce ogni 100.000 abitanti, numeri che rendono Venezia la 9ª provincia d'Italia nel 2023 per delitti denunciati. Superata da Milano, Roma, altre grandi città del nord, ma anche Prato e Imperia. Emerge dalla classifica del Sole 24 Ore che ha elaborato le statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Si nota, ahimè, un peggioramento rispetto alla precedente classifica per il capoluogo lagunare, che è balzato dal 12° posto al 9° per indice di criminalità, davanti a città come Napoli e Palermo. A Venezia nel 2023 si sono contate 40.282 denunce, tra cui 3 per omicidi volontari, 13 per tentati omicidi, 20 per omicidi colposi, 114 per violenze sessuali, 22.144 per furti, 442 per rapine, 5.307 per truffe e frodi informatiche, 113 per estorsioni. A farla da padrona i furti che portano Venezia a essere quinta in Italia, stabile con 22.000 denunce. Crescono le truffe informatiche, le rapine e la contraffazione. I reati denunciati nel capoluogo sono il 53,9% di quelli denunciati in tutta la città metropolitana. Per quanto riguarda il traffico di stupefacenti, infine, Venezia è 31ª in Italia. Tra le altre città venete, Verona è posizionata al 22° posto con oltre 3.900 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Padova al 40°, mentre tra le meno pericolose ci sono Rovigo al 56°, Vicenza al 59°, Belluno al 98°. Solo 2 province in Italia sono più sicure di Treviso, che ha 19.840 denunce totali, Potenza e Oristano. La Guardia di Finanza ha sequestrato per reato di contrabbando un SUV di lusso importato in Italia evadendo diritti di confine per circa 40.000 euro. Era alla guida di una Porsche Cayenne con targa ucraina quando è stato fermato dagli uomini della Guardia di Finanza lungo la strada regionale castellana. È finito nei guai un imprenditore polacco residente ufficialmente in Polonia ma domiciliato nella provincia di Treviso, denunciato per contrabbando e sequestrata l'auto. Secondo gli accertamenti il SUV di lusso del valore di circa 140.000 euro era stato immatricolato in Ucraina nell'agosto del 2024. Il veicolo era stato poi importato in Italia eludendo il pagamento dei diritti doganali con un'evasione stimata intorno ai 40.000 euro. L'imprenditore polacco, oltre ad aver utilizzato l'autovettura nel territorio regionale, ha anche acquistato circa un anno fa un immobile nel Trevigiano, ottenendo l'agevolazione prima casa, motivo per cui è stato ricondotto al Trevigiano il centro principale degli interessi del cittadino
cittadino polacco. Oltre alla residenza ufficiale in Polonia, l'imprenditore ha legami stabili con l'Italia. Le indagini hanno evidenziato che l'auto, sebbene immatricolata all'estero, veniva utilizzata regolarmente in Italia. Grazie alla collaborazione delle polizie locali di Treviso e di altri comuni è stato accertato che il veicolo era stato avvistato in più occasioni tra le province di Treviso, Venezia e Padova, sempre per motivi non legati a emergenze o situazioni eccezionali, ma piuttosto per esigenza personale o familiare. Sua moglie vive fra l'altro stabilmente in provincia di Venezia e l'uomo ha dichiarato di avere numerosi interessi personali e lavorativi nel territorio, confermati dalla sua dichiarazione militari. Quando è stato fermato per il controllo si stava recando in un negozio di articoli sportivi in zona. La normativa che consente la temporanea importazione di veicoli extra UE nel territorio doganale e comunitario è molto stringente. Può essere utilizzato un veicolo extra UE solo nel caso in cui ricorrano ragioni di emergenza o di lavoro. L'imprenditore è stato denunciato per contrabbando, un'accusa che comporta sanzioni molto severe. La legge prevede una multa compresa tra 2 e 10 volte l'importo dei diritti di confine evasi, oltre alla confisca obbligatoria del veicolo. La cronaca, la morte del gatto Green, il sindaco Mauro Armelao annuncia il comune pronto a costituirsi parte civile. La morte di Green, del gattino indifeso, abbia fatto riflettere molto le persone in questi giorni, ecco, questa violenza inaudita verso un povero animale indifeso. A Chioggia non c'è spazio per la violenza, per questo il comune valuterà se costituirsi parte civile. Il sindaco Armelao è intervenuto personalmente dopo la morte del gatto Green, brutalmente ucciso a bastonate, calci e pugni dal fidanzato della sua padrona Laura, solo perché gli ricordava il suo ex. Stiamo vedendo insieme ai legali se ci siano gli estremi per costituirci parte civile nel processo che verrà ovviamente aperto nei confronti del presunto autore di questa violenza. Green aveva lottato fino all'ultimo, ricoverato nella clinica veterinaria di Padova dove l'aveva portato Laura, ma le ferite erano troppo profonde. Quando quella sera la ragazza è rientrata in casa, il sangue del suo gatto era ovunque, su pareti, soffitto, finestre, e l'artefice pieno di sangue a sua volta. Quasi soddisfatto aveva raccontato la proprietaria ai nostri microfoni di ciò che aveva fatto. Ora Armelao annuncia di voler riuscire a sbloccare la questione del gattile che va avanti a Chioggia ormai da tempo e di avere intenzione di valutare possibilità giudiziarie contro l'aguzzino di Green. Come risposta, un'amministrazione comunale debba continuare nel lavoro che sta già svolgendo, quella di creare un gattile e dedicarlo proprio a Green. Poi stiamo lavorando anche sulla redazione di un regolamento dedicato solamente agli animali, in cui Chioggia al momento è ancora sprovvista. Al comune di Martellago oltre 10.000 euro da parte del Ministero dell'Interno come risarcimento per le minacce di morte al primo cittadino. Se te tagli gli alberi, te taglio a testa. Se tagli gli alberi ti taglio la testa. Ed ora, a distanza di un anno, il Ministero dell'Interno con una lettera risarcisce lo stesso amministratore, o meglio il comune, con una quota sostanziosa. 10.000 euro circa di risarcimento beneficiario il comune di Martellago grazie al fondo per la legalità e la tutela degli amministratori. Ho fatto denuncia ai carabinieri, dalla denuncia poi si è aperto un iter che si è concluso adesso con questo contributo da parte del Ministero, che ricordo è di 5 milioni a livello nazionale, poi viene suddiviso nei comuni appunto che hanno avuto atti intimidatori, e Martellago è beneficiario di 10.168 euro appunto da rivestire nella legalità. Le minacce di morte da parte di ignoti ad agosto dell'anno scorso e contro la decisione del primo cittadino di abbattere alcuni alberi per motivi di sicurezza in quanto ammalorati. Stiamo eseguendo dei lavori di ripristino di via Olmo, un rifacimento di marciapiedi, dove abbiamo dovuto abbattere dei pino spineo, che tra l'altro avevano anche una verifica da parte dell'agronomo ed erano dichiarati che non erano più stabili, quindi penso che sia stata fatta la cosa più giusta. Dopo il primo abbattimento di 3 alberi abbiamo trovato questo cartello su un albero ancora che era in piedi.
E da qui le minacce di morte e la conseguente denuncia, con il sindaco che si è ritrovato per mesi e da un giorno all'altro, suo malgrado, anche sotto scorta. Obiettivamente trovarsi i carabinieri fuori di casa che ti aspettano quando arrivi a casa, soprattutto con una figlia piccola, da giustificare non è facile. Quello posso dire che non è stato semplice. Ad oggi resta ancora avvolta nel mistero l'identità dell'autore o degli autori delle minacce di morte. Ancora proteste e manifestazioni degli operatori sociosanitari. Contratto subito! Un contratto fermo da 4 anni, un rinnovo difficile con proposte arrivate da Uneba che gli operatori sanitari considerano inaccettabili. Davanti alla sede veneta di via Vescovado a Padova in 500 hanno spiegato la loro rabbia in una mobilitazione destinata ad andare avanti. Mi viene in mente quando c'è stata la pandemia, con coraggio noi siamo andati a lavorare, ci siamo presi cura degli anziani, abbiamo rischiato le nostre vite in prima linea, abbiamo lasciato a casa i figli. E con amore, sacrifici, coraggio siamo andati a lavorare, quindi meritiamo veramente essere trattati meglio di così. Quanto prende al mese? Dopo 20 anni sullo stesso posto di lavoro il mio stipendio aggira intorno ai 1.300-1.350 euro. La problematica di oggi è che rischiamo che tra 20 anni non ci siano più questi servizi per anziani, per disabili, per minori, perché la professione non è più appetibile. OS, infermieri, nessuno vuole fare più questo lavoro. Perché? Perché con le retribuzioni non si arriva a fine mese. Quanto guadagna al mese? Miseria, miseria. La situazione è una situazione naturalmente di forte carenza di personale, dove il personale è molto, sotto stress. Noi vogliamo arrivare in tempi brevi a firmare un contratto che garantisca quanto dovuto a queste lavoratrici e lavoratori. Quanti doppi turni ha fatto questo mese lei? Io sono arrivata a cominciare a rifiutare. Sono una di quelli pochi che dice no. Ho anche la famiglia, ho i figli da seguire. Però ci sono i miei colleghi che fanno doppio turni, che smontano dalla notte e lo dicono, puoi venire a farmi un'altra notte. Rinunciano ai loro giorni di riposo, lavorano 9 giorni, 11 giorni di fila e poi lavorano. Come lavorano? Perché se mi trovo in turno con uno che lavora da 7-8 giorni, sono io che faccio calcolo di suo lavoro, perché non lavora, perché non ce la fa a stare in piedi, neanche psicologicamente, come fa a seguire ospiti malati? Ma io mi chiedo, i parenti di questi ospiti fanno delle domande? Rinnovo del contratto! Rinnovo del contratto! Rinnovo del contratto! Incendio poco prima delle 10 di oggi lungo il passante di Mestre. A prendere fuoco il rimorchio di un mezzo pesante adibito al trasporto di vetro da riciclo in transito sulla carreggiata est direzione Trieste nei pressi dello svincolo di Spinea. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone. Il conducente, accortosi del fumo, ha accostato riuscendo a staccare la motrice prima che le fiamme avvolgessero il rimorchio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale, ausiliari della viabilità di concessioni autostradali venete. In mattinata il personale CAV è stato impegnato anche in 2 tamponamenti in successione senza feriti sul tratto A4A57 l'area di servizio Arina Ovest, che ha provocato fino a 3 km di coda in direzione Milano. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica da mezzanotte di martedì alle 14 di mercoledì per vento forte sulla costa, specie centro-meridionale e pianura limitrofa sud-orientale, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento, quindi attenzione nelle prossime ore. Biennale e Festival del Cinema devono produrre cultura e generare posti di lavoro qualificati, il punto della CGIL di Venezia sullo spostamento degli eventi in terraferma. Si è animato un grande dibattito sulla mostra del cinema, un dibattito che ha messo al centro l'aumento del costo degli alberghi, delle case, dei panini, il sovraffollamento del trasporto pubblico. Tutte questioni per l'amor del cielo importanti, ma che non guardano al cuore e ai bisogni della città.
Ancora un'occasione persa nel dibattito pubblico per dare un ruolo vero alla Mostra del Cinema e più in generale alla Biennale a Venezia. La CGIL entra nel merito della proposta lanciata non senza suscitare qualche polemica dal sindaco Brugnaro sul trasferimento di altre iniziative del Festival del Cinema in terraferma, con una constatazione che a Venezia vale oramai per qualsiasi argomento: la scomparsa di progetti di sviluppo e produzione. In ogni ambito, in ogni proposta, prevale solo e unicamente la logica della città vetrina, idonea o meno idonea all'ospitare grandi eventi. In ogni ambito non si vede oltre l'indotto degli alberghi e dei ristoranti. Sembra invece immaginare la terraferma come luogo della produzione culturale, come luogo della filiera che dalla terraferma insieme a Venezia costruisce davvero nel nostro territorio una produzione culturale di qualità ed efficace, soprattutto che dà anche lavoro di qualità e continuità del reddito. Solo nel veneziano ci sono quasi 6.000 lavoratori dello spettacolo, cui si aggiungono circa 1.300 dell'editoria e della produzione audio-video e oltre 6.000 delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento. Un totale di oltre 13.500 lavoratori, più del 30% del totale in Veneto, che danno l'idea di quanto sia ad oggi fiorente un settore sorretto da professionisti altamente qualificati. Serve un comune, un'istituzione, un sindaco che chiede alla Biennale di essere protagonista insieme alle altre istituzioni. Pensiamo ad esempio alla Fondazione Musei Civici, del rilancio della produzione culturale in città, non solo del lato archivistico o del lato espositivo, ma anche del lato produttivo, perché Venezia può produrre, può costruire un'industria culturale che dà un futuro diverso a quello esclusivo della monocultura turistica, che si produce le cose che sono emerse in queste settimane, ma la cui soluzione non può essere semplicemente spostare le feste dal lido alla terraferma. Viabilità, terminata la fase di sperimentazione, da oggi è scattata la ZTL di Chioggia. La sanzione per chi infrange la zona a traffico limitato è di €83. Fino al 31 ottobre i varchi saranno attivati dalle 11 alle 4 nei giorni feriali, dalle 9 alle 4 nei giorni festivi, dal 1 novembre dalle 11 alle 20 nei feriali e dalle 9 alle 20 nei festivi. La videosorveglianza ai varchi di Riva Canal Lombardo, Riva Canal San Domenico Nord, Riva Canal San Domenico Sud e Corso del Popolo, dove possono transitare solo gli autorizzati. A San Giacomo a Vigo, riservato a mezzi di disabili, delle forze dell'ordine e di soccorso. Ora parliamo di sport e bambini, un voucher di €180 per i bambini veneziani che approcciano al mondo sportivo. Con l'inizio dell'anno scolastico ripartono anche i progetti 6 Sport e 6 Sport più 1 per sostenere l'avvicendamento dei bambini all'attività sportiva, importantissima nelle fasi di apprendimento e crescita. Il progetto, giunto alla 7ª edizione, nella scorsa stagione ha visto l'adesione di oltre 100 associazioni, con l'emissione di 1.660 voucher alle famiglie, dei quali 800 per bambini di 6 anni, 860 per quelli di 7. Un voucher da €180 per tutti i bambini di 6 e di 7 anni del Comune di Venezia per fare un'attività sportiva. Un'importante iniziativa del Comune di Venezia che vuole offrire e dare un sostegno alle famiglie per fare in modo che i propri ragazzi facciano sport. I voucher possono essere richiesti per i bambini residenti nei comuni della città metropolitana iscritti al primo anno delle elementari e per quelli di 7 anni residenti invece nel Comune di Venezia. Per attivarli basterà entrare nel portale del Comune 6sport.cittametropolitana.vie.it. Una buona occasione per scoprire i corsi offerti da tante associazioni sportive del territorio, ma soprattutto per dare modo ai propri ragazzi di fare un'attività sportiva sana, sociale e insieme ad altri ragazzi. Attualmente sono 398 le associazioni o società sportive del territorio iscritte e in grado di offrire un corso nelle proprie strutture a livello metropolitano, per un totale di 1.100 corsi a disposizione. A Venezia un vaporetto trasformato in una vera e propria galleria galleggiante. Una mostra di vetri artistici di Murano in movimento. Innovativa ed originale idea che permette al visitatore di viaggiare al tempo stesso lungo una inedita Venezia, grazie alle installazioni d'arte nel vaporetto trasformato per l'occasione in un piccolo museo galleggiante. È il Gras Bateo, progetto ideato dal consorzio Promovetro di Murano. Il vetro di Murano, tradizione quasi millenaria, insieme a quello che è ormai un'icona della navigazione
di Venezia, che è il Vaporetto, quindi che noi comunemente chiamiamo Batteo. Una ventina le vetrerie che hanno aderito all'iniziativa, con una straordinaria esposizione antologica di circa 50 opere. Troverà delle vetrate, oggetti soffiati, vetrofusione, le famose murrine, e quindi si farà un'idea di quanto è ricco e variegato il panorama muranese. L'iconico spazio galleggiante visitabile fino a domenica 22 settembre. Quest'idea di poter essere uno spazio espositivo in una settimana della Glass Week e poi di riproporre al Salone dell'Artigianato ci è sembrato il naturale omaggio di Venezia al vetro e al suo mondo della navigazione. Grazie intanto per essere stati con noi subito dopo la sigla il meteo, e a tutti un augurio di una buona serata. Arrivederci.